Salve a tutti, vediamo ora alcuni limiti notevoli con logaritmi, esponenziali e potenze, in base ai quali poi calcoliamo degli altri limiti. Allora, limite per x, questo è un limite notevole, limite per x che va a 0, logaritmo in base a di 1 più x fratto x è uguale logaritmo in base a di e. Notiamo che è una forma indeterminata, se al posto di x mettiamo 0, qui abbiamo 1 più 0, 1, logaritmo di 1 è 0, al denominatore abbiamo 0 e forma indeterminata 0 su 0. Questa è una conseguenza perché invece il logaritmo in base a mettiamo il logaritmo naturale, quindi in base e, allora qui avremo il logaritmo in base e di e che è uguale a 1. Usiamo questo per calcolarci questo limite. Adesso vediamo che qui abbiamo 1, qui abbiamo 1, qui abbiamo x, invece qui abbiamo x al quadrato e qui abbiamo x. Allora qual è l'idea? Dobbiamo avere la stessa cosa qui e qui. Allora possiamo moltiplicare sopra e sotto con x. Moltiplico qui e moltiplico qui, in modo che qui io abbia x al quadrato, come qua. E allora noi introdurremo una nuova variabile t che sarà proprio x al quadrato. E da questo segue che x è radice quadrata di t. Allora scriviamo come limite per t che va, adesso vediamo, quando x va a 0, beh anche t va a 0, limite per t che va a 0 di logaritmo in base 3 di 1 più t fratto t, perché qui ho x per x al quadrato che è uguale a t, fratto t, questo per, qua scrive x, al posto di x mettiamo radice di t. Ok, vediamo che questo è esattamente della stessa forma di questo, quindi possiamo sapere che il limite è, e la a sarebbe 3, quindi logaritmo in base 3 di e, questo che moltiplica la radice di t, quando t va a 0, radice di t va a 0, questo moltiplica 0, quindi questo limite vale 0. Adesso vediamo un limite notevole simile con gli esponenziali. Allora, limite per x che va a 0 di a alla x meno 1 fratto x è uguale logaritmo naturale di a, e come conseguenza invece di a alla x mettiamo e alla x meno 1 su x è uguale a 1, e qua ci calcoleremo il limite di 2 alla 3x meno 1 su 5x. Ok, notiamo che questo è anche una forma indeterminata del tipo 0 su 0 come il precedente, perché se mettiamo al posto di x mettiamo 0, a alla 0 è 1, 1 meno 1 è 0, qui abbiamo 0, 0 su 0. Questa è una conseguenza perché invece della base a mettiamo e qui avremo quindi logaritmo naturale di e che è uguale a 1. Adesso calcoliamoci questo. Allora vediamo che qui la nostra a è 2, qui abbiamo x e qui abbiamo x, qui abbiamo 3x, qui abbiamo 5x. Noi andremo a manipolare qui, no, nell'esponente. Allora, noi qua vorremmo trovare 3x perché deve essere uguale a quello. Questo 5 è solo una costante, non crea problemi. Questa è una costante al denominatore, quindi è un quinto. Possiamo scriverla qui davanti come un quinto, ma possiamo anche portarla fuori dal limite perché le costanti non hanno effetto sui limiti. Quindi posso portare la costante fuori dal limite. Un quinto, e scrivo limite per x che va a 0, 2 alla 3x meno 1 su x,
E adesso però io voglio avere la stessa cosa qua e qua, qui ho 3x, voglio avere 3x anche qua, devo moltiplicare sotto con 3, ma se moltiplico sotto devo moltiplicare anche sopra con 3, potrei scriverlo qua, ma lo posso scrivere anche davanti perché quel 3 è comunque una costante. Qua un quinto, se lo moltiplico con 3 diventano 3 quinti. Adesso qua introduco una nuova variabile t che è uguale a 3x e scrivo limite per t che va, adesso vediamo, se x va a 0, anche t va a 0, 2 alla t, poi meno 1 su t. Ah sì, mi sono dimenticato, qui davanti c'erano 3 quinti, quindi 3 quinti che moltiplicano questo limite. Allora, questo limite è proprio di questa forma qua e quindi lo sappiamo calcolare. Allora, ricopio i 3 quinti che stanno davanti e questo limite vale, qui a è uguale a 2, logaritmo naturale di 2. E basta, quindi l'ho calcolato, questo valore qua, questo limite. Adesso vediamo ancora un ultimo limite notevole. Quindi limite per x che va a 0 di 1 più x alla alfa, un esponente alfa, meno 1 su x è uguale, ah sì, qua devo cancellare, è uguale ad alfa. Ah sì, qui non abbiamo nessuna, questo non serve. E allora useremo questo per calcolarci il limite per x che va a 0 di radice di 1 più 4x meno 1 su x. Allora, perché noi vogliamo avere questa forma, intanto notiamo che questa radice quadrata si può scrivere come esponente un mezzo. Limite per x che va a 0 di 1 più 4x alla un mezzo meno 1 su x. Qui abbiamo alfa, qui abbiamo un mezzo, qui al posto di x abbiamo 4x. E allora, perché questo è uguale a questo, vogliamo far comparire 4x anche qua. Quindi moltiplichiamo sotto con 4 e devo moltiplicare anche sopra con 4. E adesso introduciamo una nuova variabile t che è uguale a 4x e scriviamo limite per t che va, vediamo, x va a 0, beh, anche t va a 0 perché 4 volte x, t va a 0, 1 più t alla un mezzo meno 1 su t, e poi abbiamo ancora questo 4 che in realtà posso portarlo davanti al limite, lo scrivo qua, 4, allora e adesso è uguale 4 per questo limite, adesso è esattamente di questa forma qua e vediamo quanto vale, vale alfa, cioè questo esponente, quindi un mezzo, 4 per un mezzo è uguale a 2, quindi questo limite vale 2. E queste tre tipologie di limiti notevoli che vi ho mostrato, se uno sa farlo, si possono calcolare anche con la regola di Hopital. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.